si arriva così alla fine di febbraio per una facile e semplice escursione lungo il Comelico. Il sentiero da seguire è il 171 che parte direttamente dalla porta centrale di questa bellissima valle, quindi da Val Grande in direzione dell'Alto Comelico. Ci si addentra all'interno di questi bellissimi e pacifici boschi con questo torrente che fa da colonna sonora al mio cammino. Questo è un sentiero che si snoda interamente all'interno dei boschi della Val Grande, per cui solo in rare occasioni si riesce a avere la percezione della grande mole rocciosa del Popera, che in questo momento sta alla mia sinistra e che sovrasta proprio questi boschi, per cui un'escursione sicuramente che non offre magari spunti panoramici, almeno finché non si giunge a Lunelli, e poi si aprirà il cielo. Ecco il rifugio Selvapiana Lunelli, a 1568 metri di quota. Ottimo punto di osservazione che guarda verso la vetta del Popera e di Cima 11. Ai piedi di queste due vette, a 1950 metri, il rifugio Berti. Il rifugio Lunelli si raggiunge in circa un'ora di facile cammino seguendo il sentiero 171 che si addentra all'interno dei boschi della Val Grande. Un
sentiero che dal centro turistico di Valgrande fino al rifugio Lunelli pone un dislivello di poco più di 300 metri, adatto a tutti gli escursionisti, famiglie comprese. Invece per il rientro vi consiglio di completare questa escursione con un anello che dal rifugio Lunelli scende nuovamente lungo la Val Grande seguendo la carrozzabile principale, che durante l'inverno è ben battuta e soprattutto ghiacciata, quindi mi raccomando ramponcini a seguito. E con questo chiudo quindi il mese di febbraio nell'Alto Comelico. Adesso vediamo un pochino marzo cosa mi riserva da un punto di vista escursionistico, con una stagione invernale comunque che prosegue, sebbene siamo quasi alle porte della nuova primavera. Alla prossima, bye bye!